Amici appassionati di calcio giovanile, ben ritrovati. Un saluto a Claudio Costanzo al Jescal Stadium per la terza giornata del campionato di allievi provinciale messinese. Lo Sporting Atene Messina ha ospitato il Messina 2006. I ragazzi di Mister Creazzo sono reduci da uno scoppiettante 3-4 che li ha visti chiudere con una vittoria nell'ultima giornata sul sintetico del Garden Sport Emili contro il Real Ritiro. Ospiti invece che nell'ultima uscita hanno portato a casa un roboante 8-2 contro i parità dello Sporting Club Messina e a 4 punti sono distanti 2 lunghezze dai padroni di casa, che quest'oggi scendono in campo con D'Andrea tra i pali, 2 Ballarò, 3 Lombardo, 4 Bongiovanni, 5 Bertè, 6 Panarello, 7 Lopez, 8 Totaro, 9 Soraci, 10 Catalin, 11 Ficarra. Risponde il Messina 2006 con Filippini tra i pali, 2 Galletta, 3 Pandolfino, 4 Cutroneo, 5 Ficarra, 6 Raffa, 7 Signorino, 8 Sorbara, 9 Roberti, 10 Siracusa, 11 Mazzeo. Minuto di silenzio osservato per la scomparsa del padre della dirigente dello Sporting Atene Messina, Oteri, al quale vanno le nostre condoglianze. Quando con l'ausilio delle immagini a cura di Francesco Morabito possiamo passare a raccontarvi quanto accaduto sul rettangolo di gioco con lo Sporting Atene in completo bianconero che attaccano da destra verso sinistra. Il Messina 2006, maglia rossa con inserti gialli, da sinistra verso destra si apre con un tentativo di Soraci, la partita termina di poco largo, il suo destro prova a replicare ancora con Catalin che direttamente da calcio piazzato manda sulla porta difesa da Filippini. Ci prova sempre dalla distanza lo Sporting Atene Messina, questa volta con Totaro, anch'esso risulta impreciso nella conclusione finale. Prova a rispondere il Messina 2006 all'altro lato con questa verticalizzazione che però trova un pronto intervento di D'Andrea che si supera anche tra i pali su questo tentativo ospite firmato Sorbara. Dall'angolo successivo ne deriverà una situazione pericolosa in favore della formazione ospite. Prova a aspettare di testa, non è preciso però la deviazione del giocatore del Messina 2006 che ora in questo finale di primo tempo ci prova a impensierire D'Andrea. Nel caso è stato col numero 8 ancora una volta Sorbara, quando verrà espulso un dirigente dello Sporting Atene Messina prima del duplice fischio del direttore di gara che manda le squadre negli spogliatoi a reti bianche. Meglio lo Sporting Atene. In avvio di gara è uscita alla distanza però il Messina 2006 che ha creato anche delle situazioni interessanti con Signorino e Sorbara dalle parti di D'Andrea. Dopo un meritato riposo tornano in campo le due squadre con gli stessi 22. Si apre subito con un'occasione dello Sporting Atene che ci prova con Soraci, risulta però ancora una volta imprecisa la sua mira, però scalderà il destro il numero 9 di Mister Creazzo per occasioni più importanti. Qui anche Lopez che si invola sulla sinistra, non trova il diagonale giusto per battere Filippini. È solo però il preludio al gol del vantaggio dell'Atene che arriva puntuale con Alessio Soraci che al 53esimo minuto di gioco porta in vantaggio i bianconeri grazie a questo fendente che termina alle spalle di Filippini. Riprende lì dove aveva terminato nella categoria giovanissimi il numero 9 quest'anno in forza a Mister Creazzo. Si mette in discesa la partita per i padroni di casa, infatti per proteste viene allontanato anche un giocatore del Messina 2006 e Simone Siracusa, reo di aver detto qualche parola di troppo nei confronti del direttore di gara, a lasciare in 10 uomini i propri compagni. Ne può approfittare lo Sporting Atene con questa splendida azione in verticale. Soraci scarico per Catalin che imbecca Lopez in verticale col mancino, firma il 2-0 dello Sporting Atene. Ancora Fabrizio Lopez si rivela goleador ritrovato per Mister Creazzo. Il proprio numero 7 capitano firma il gol del raddoppio al termine di una splendida azione condotta da Catalin che qui però si lascia ipnotizzare da Filippini. Gli viene strozzato infatti l'urlo di gioia in gola. Dall'altro lato risponde il Messina 2006 con questo calcio di punizione affidato a Mazzeo. Sorprende D'Andrea andando sopra la barriera, accorcia le distanze per il Messina 2006 che ora può sperare in un finale di fuoco. Difenderà comunque con ordine il vantaggio la formazione di Mister Creazzo che opera un cambio
con Lopez che lascia campo a Patera. Nel finale di gara c'è spazio anche per una bella chiusura difensiva operata da Alex Panarello, che si fa anche male nell'occasione. Non accadrà molto altro. Arriva infatti il triplice fischio del direttore di gara. Game over al Gescal Stadium. Lo Sporting Atene porta a casa altri 3 punti, terza vittoria in altrettante uscite. Continuano a volare i ragazzi di Mister Creazzo e a festeggiare con i propri genitori e ultras. Da Claudio Costanzo anche per quest'oggi non resta che ringraziarvi e darvi appuntamento al prossimo servizio.